La quinta corsa è il premio McRace SM, una prova per buoni cavalli di 3 anni, vincitori da 10 a 35.000 euro in carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart, all'1 Giove dell'Est Emanuele Matteini, al 2 Goldwyn CR ed Enrico Bellei quando la macchina inizia a muoversi, al 3 Glen Rose Vincenzo Luongo, la favorita, al 4 Girl of the Day Alessandro Gocciadoro, 5 Galassia GL Lorenzo Baldi, 6 Gabri Cup Riccardo Pezzatini a completare la prima fila, in seconda da sola con il 7 Gianna ed Antonio Greppi. 1,90 Glen Rose, 3,50 Girl of the Day, 7 Gabri Cup e Goldwyn CR, 8 Giove dell'Est. Macchina che raccoglie i concorrenti sulla piegata di sinistra, con cautela Gabri Cup. Sbaglia Glen Rose. Partiti. È veloce Girl of the Day che prende la testa con il suo esterno Galassia Numero GL 3 Glen Rose, in corda. squalificato. C'è Giove dell'Est, poi Gianna e Gabri Cup. Passa Galassia GL nei confronti di Girl of the Day, poi Giove dell'Est, la mossa in mezzo alla pista da parte di Gabri Cup che punta in avanti. Galassia GL al comando, Girl of the Day in seconda posizione, Gabri Cup allo scoperto, terzo in corda rimane Giove dell'Est, in seconda pariglia c'è Goldwyn CR. 34 i primi 400 metri di corsa con al comando Galassia GL che ha ottenuto strada da Girl of the Day e ora comanda. All'esterno c'è Gabri Cup, frazione veloce in 14,6 per la curva di sinistra con Galassia e Gabri, poi Girl of the Day, Goldwyn CR, Giove dell'Est, Gianna, 800 metri iniziali in 58,9. Gabri Cup attacca con decisione, Galassia GL che si difende, in corda rimane Girl of the Day, in pariglia Goldwyn CR, poi Giove dell'Est quando siamo al chilometro, passato in 1,14,3 da Galassia GL che è sempre in vantaggio nei confronti di Gabri Cup che l'attacca. Goldwyn CR in pariglia, in corda Girl of the Day senza spazio, poi Giove dell'Est e Gianna alla retroguardia quando siamo a 400 al palo, 15 la retta di là, insiste Gabri Cup, lo scatto in mezzo alla pista da parte di Giove dell'Est che si è liberato dalla corda e viene in forte progressione, insiste Giove dell'Est in terza ruota, si difende Galassia GL in corda, tra i cavalli Gabri Cup senza spazio, Girl of the Day, la retta d'arrivo con Giove dell'Est che è preponderante all'esterno, Giove dell'Est che nel finale deve difendersi dallo scatto interno di Girl of the Day. Nel finale Giove dell'Est e Girl of the Day sul palo e poi Gabri Cup è stretta con Giove dell'Est che sembrava aver rubato il tempo agli avversari, ma Girl of the Day ha trovato un salvifico open stretch. Alessandro Gocciadoro l'ha imboccato, il cambio di marcia è stato repentino per la figlia di Mr. JP. Giove dell'Est è rimasto lì sul passo e ha provato la difesa, Girl of the Day però è arrivata forte di dentro, i due sul palo molto vicini, con Girl of the Day di dentro che potrebbe aver giustiziato Giove dell'Est. Andiamola a rivedere magari un'altra volta, Girl of the Day e Alessandro Gocciadoro che trovano l'open stretch al momento giusto. Questo è il fermo immagine per il probabile successo di Girl of the Day. Alessandro Gocciadoro, guida e training per i colori di Jean-Pierre Barjon di dentro nei confronti di un validissimo Giove dell'Est. Al terzo posto finisce sul passo in percorso duro scoperto Gabri Cup. 4-1-6 numeri, il probabile arrivo della quinta.